per il quale ringraziamo il Ministero delle Imprese del Made in Italy e che guardiamo insieme. Grazie. Cominciamo questa chiacchierata con il padrone di casa, possiamo dire con Federico Bricolo, che è il presidente di Verona Fiere. E, Presidente, vorrei chiederle appunto di introdurci un po' a questa chiacchierata, sia raccontandoci che cosa rappresenta Job Orienta per Verona Fiere e anche in che modo, insomma, Verona Fiere ha tanto da raccontare a proposito del tema del Made in Italy che fa da filo conduttore quest'anno. Sì, grazie mille. Innanzitutto un benvenuto a tutti qui a Verona Fiere e ringrazio tutte le autorità civili e militari, vedo tantissime presenze, i parlamentari, i consiglieri regionali. Grazie a tutti, ringrazio chi è anche qui con me sul palco, dunque l'assessore Donazzan che ci aiuta tantissimo nell'organizzazione di questo evento, che è l'assessore regionale che ha, diciamo, le deleghe al lavoro, alla formazione, all'istruzione, dunque è un lavoro che facciamo con lei, diciamo, un po' tutto il tempo dell'anno. Ringrazio ovviamente i nostri ministri che sono qui presenti, dunque il ministro Lollobrigida, il ministro Abodi, dimostrazione di un'attenzione davvero importante del governo. Ne avremo anche diversi che arriveranno anche nei prossimi giorni, ovviamente il sindaco Damiano Tommasi che con la sua amministrazione ci sostiene le iniziative della fiera, in particolar modo anche queste di Job Orienta, e sono davvero tante, dunque c'è un'intera comunità che ci aiuta nell'organizzare questa manifestazione e la provincia di Verona che è presente anche qui con Davide Michele, dunque grazie anche alla presenza della provincia. Ricordo che Job Orienta è un'attività che fa Verona Fiere diciamo pro bono, non è una delle classiche attività fieristiche che facciamo diciamo dove abbiamo anche interessi di guadagno. Qui è un po' un servizio che diamo alla comunità ma anche alle imprese, perché comunque riusciamo a fare davvero un lavoro importante che permette ai giovani di poter orientarsi, dunque di avere tutte le proposte a disposizione formative che vengono presentate dalle scuole, dagli istituti tecnici superiori, dalle università eccetera, di avere anche il mondo delle imprese. Ringrazio anche Confindustria presente con uno stand importante dove vengono fatte già direttamente proposte di lavoro per i giovani che arrivano in quartiere, e dunque una grande attività che viene fatta per i giovani, il nostro futuro, e per le aziende che hanno bisogno sempre di più di persone formate, pronte a entrare nel mondo del lavoro. Ricordo che questa manifestazione l'anno scorso ha visto la presenza di 45.000 ragazzi, erano 3 giornate. Qui vedo in sala anche il nostro amministratore delegato Maurizio Danese e poi anche Rao Barbieri e la dottoressa Divellonghi, che sono la parte commerciale che cura appunto questa manifestazione. Quest'anno abbiamo aumentato un giorno in più e siamo già sold out, e dunque vuol dire, appunto mi rivolgo anche all'amministratore delegato, che qua bisogna fare qualcosa addirittura di più il prossimo anno, probabilmente allargarci. E in questo chiediamo anche l'aiuto ovviamente di chi già ci sta aiutando, dunque il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Università, che insieme
con la Regione Veneto sono, diciamo, i motori propulsivi di questa manifestazione, che evidentemente dimostra quanto ci sia voglia da parte delle scuole, da parte soprattutto dei ragazzi, e ringrazio soprattutto loro che sono qui presenti oggi a sostenerci e ascoltare anche tutte le varie i talk e momenti formativi che vengono fatti sempre per loro all'interno della manifestazione. Dunque c'è un grande lavoro organizzativo, ma c'è anche tanta voglia di far crescere questa manifestazione, perché evidentemente ce n'è davvero bisogno. Insomma, una grande macchina, un grande sistema che è partito stamattina e che poi insomma, proseguirà vivo e vivace fino alla giornata di sabato. Grazie Presidente. Io vorrei rivolgere una domanda all'assessore Donazzan. Abbiamo già detto che il tema di quest'anno di Job Orienta è il Made in Italy e le chiederei di declinarcelo un po' in quelli che sono i temi del suo assessorato, che sono anche poi i temi di Job Orienta, quindi se parliamo di formazione, istruzione, lavoro. Ma guardi, l'abbiamo detto perché l'abbiamo definito come titolo, l'abbiamo scelto. Abbiamo scelto questo titolo quest'anno, intanto buongiorno a tutti, benvenuti, e mi associo esattamente con la stessa modalità alle parole del Presidente Bricolo, aggiungo invece il ringraziamento a Verona Fiere per questo quarto giorno, per avere voluto nel tempo una fiera che ha un investimento puro per l'intera comunità, e non la comunità veneta, la comunità nazionale. Quindi questa scelta è quella che ci ha anche fatto fare una riflessione quest'anno nel definire un tema. E con il professor Gentili, che è un po' il nostro motore scientifico della macchina, si è fatto un ragionamento evidentemente, che però assume in sé il valore dell'aver dato come titolo, che diventa un po' una bussola e un obiettivo, quello dell'orientamento Made in Italy. Tanto l'apprezzamento perché, e lo dico sinceramente ringraziando il Ministro Lollobrigida e il Ministro Bodi qui presenti oggi, che ci onorano con la loro presenza e danno anche valore all'avvio di Job. Nel pomeriggio avremo il Ministro Valditara e domani il Ministro Calderone. E quindi due ministeri che di solito partecipano come protagonisti, però questa volta con tutti gli altri ministeri presenti, perché questo governo ha avuto un grande merito. Fin dall'inizio ha deciso di declinare il tema dell'interesse nazionale. Allora, noi siamo partiti da questo assunto. Se l'Italia è un valore ovviamente di tipo affettivo, è la nostra patria, di tipo economico, è il luogo in cui viviamo, in cui accogliamo il mondo vuole venire in Italia. Se l'Italia è non solo un'idea, ma è anche la ragione per cui si agisce, cioè si fa l'interesse nazionale, e se tanta economia parla di italianità, perché il Made in Italy è declinato in tutte le sue sfumature, l'abbiamo dalla valenza che ha il tema della cultura, dei beni monumentali ambientali, ce l'abbiamo nel manifatturiero, nella creatività, nella grande istruzione. Le più grandi e più antiche università al mondo sono italiane. Se nel mondo l'italianità viene addirittura quantificata e il Made in Italy è diventato un logotipo che ha un valore al pari di un marchio come Coca-Cola, bene fa questo governo a immaginare di dover agire in modo ordinato e coordinato per difendere questo interesse nazionale, declinando come. E qui entriamo in gioco noi con questa fiera, comprendendo che quello che ha un valore di tipo occupazionale ed economico deve avere un percorso a ritroso precedente di formazione. Allora le riforme che si stanno immaginando, e di cui io sono attenta osservatrice e grande sostenitrice, cioè la legge sul Made in Italy, che prima con un bellissimo video abbiamo così avuto un altro ministero di fatto presente, però era declinata l'agroalimentare, era declinato il tema dei grandi eventi sportivi, e qui con i nostri due ministri credo che tratteremo soprattutto di questo. Bene, avere una economia che non parla il linguaggio della formazione e dell'istruzione è la grande dicotomia per cui in tanti anni abbiamo cercato di chiudere lo spazio. E lo spazio si può chiudere a Job. A Job avrete un dipanarsi, uno svilupparsi di tutti i percorsi possibili di istruzione, formazione, di alta formazione, con gli ITS che ormai a Job hanno trovato la loro casa e il loro luogo di riflessione, anche di promozione e di programmazione per il futuro. E su tutti il tema dell'educazione. Ecco, il Made in Italy è una grande educazione, è un'educazione culturale, è un'educazione alle professioni e deve partire ovviamente dai percorsi di orientamento. Spero di aver risposto alla sua domanda. Direi esaustivamente, e sul tema Grazie. degli ITS ritorneremo magari
più tardi. Vorrei rivolgermi al sindaco Tommasi, anche la prendo un pochino larga in questo caso, nel senso che lei da calciatore ha vinto uno scudetto, una Supercoppa, ha collezionato 25 presenze, se non sbaglio, in nazionale, e ora fa il sindaco. Allora, visto che abbiamo una platea composta anche da tante e tanti giovani, la domanda è un po' su questo, cioè due professioni, due mestieri così diversi, che cosa hanno in comune e che cosa ha imparato facendo l'una e l'altra cosa? Buongiorno a tutte e a tutti, autorità e ospiti di questo nostro evento nella nostra città che ci inorgoglisce perché parla di giovani, perché fa parlare i giovani, vorremmo facesse parlare ancora di più i giovani, questo credo che sia quella fase di ascolto che il mondo del lavoro, credo in Job, trovi spazio perché le aspettative e le aspirazioni dei nostri giovani trovano qui probabilmente anche l'ascolto, la fase di proposta delle aziende, delle università, di percorsi di formazione che credo abbiano bisogno anche loro di una parte di orientamento verso le aspettative dei giovani che stanno cambiando. Potrei ridurlo in una battuta, cosa unisce il sindaco e il calciatore, che ci sono tante persone che non lo fanno ma ti spiegano come si fa. Questo un po' accomuna i due lavori e quindi diciamo che sono allenato a questi consigli che arrivano da tutte le parti. Visto il tema, ho un grande aspirazione, ho avuto l'onore e l'orgoglio e la fortuna di vestire il tricolore con tutti e due i ruoli e questo ovviamente è una riflessione che credo, l'ho detto anche l'anno scorso, ma credo che questo salone sia anche un life orienta, perché il nostro lavoro è la nostra vita, e chi siamo nel nostro ambiente, nel nostro paese, nella nostra città dove siamo nati, ce lo portiamo dentro ovunque. Credo che l'Italia, soprattutto nel mondo del lavoro, ma non solo, abbia e stia facendo grandi anche tanti altri paesi nel mondo, e credo che questo senso della crescita, dei valori e della formazione è riferito anche a quello che diceva l'assessore, il credo che abbiamo nell'educazione delle nostre famiglie, dei nostri paesi, credo che abbia un quid in più, lo dobbiamo valorizzare, credo non lo si stia valorizzando sufficientemente. Mi auguro che i sogni e la voglia di crescere personalmente, inserito in un contesto che non ha mai smesso di sognare, credo che questo sia il segreto di tanto successo, non solo imprenditoriale, nella cultura, nell'arte, nella musica, nello sport. Quando un paese smette di sognare, credo che si debba preoccupare. Oggi abbiamo, credo, quel deficit. Tornando ai due lavori che stanno riempiendo la mia vita, devo dire insomma che da piccolo giocavo a calcio, ma non ho mai giocato a fare il sindaco, quindi è una predisposizione un po' diversa. Ecco, far sognare anche bambini, ragazzi e ragazze di avere delle responsabilità da adulti, credo che sia compito anche in questo salone, perché come ho detto il lavoro non è solo andare 8 ore, 7 ore, 12 ore in un'azienda, in un luogo di lavoro e tornare a casa, è la parte della tua vita e credo che oggi più di ieri tante ragazze e tanti ragazzi scelgano, mettendo al primo posto cosa vogliono fare nella vita più che le opportunità, diciamo, di crescita professionale specifiche, tecniche, quindi seguono molto di più le passioni. Proprio per questo mi auguro che il Job Orienta sia davvero un momento in cui aziende, università, percorsi di formazione si mettano in ascolto, e mi auguro che i ragazzi e le ragazze abbiano, a volte serve anche coraggio, ma abbiano l'occasione di aprirsi, perché i troppi silenzi poi stiamo vivendo in queste settimane, riflessioni, parole, nessuna la risposta, nessuna la soluzione. Credo che dobbiamo condividere questo aspetto, che dobbiamo
far parlare le persone tra di loro, metterle in comunicazione, metterle in connessione, e credo che quando le istituzioni si mettono in gioco, come è stato detto dal Presidente, in questa forma, sia da cogliere questa occasione, da incentivarla, da sponsorizzarla e auspicare che siano questi semi poi che ci aiutano a migliorare tutti noi, anche noi istituzioni che magari siamo qua a tagliare il nastro, a fare l'inaugurazione, ma ci mettiamo in gioco parecchio e personalmente sento anche questa responsabilità che credo di condividere con le persone che sono qui sedute in questo momento, ma che poi tutto il giorno ci troviamo a dover dare risposte, a dover fare delle scelte. Credo che, ecco, mi auguro che davvero il Job Orienta sia questo stimolo di riflessione per tutti. Grazie Sindaco. L'orientamento al lavoro quindi che diventa anche orientamento alla vita, e poi lo sport, che è una componente importante sicuramente del Made in Italy. E su questo vorrei passare la parola al Ministro Abodi, perché lo sport è fatto ovviamente di atleti, ma è fatto anche di infrastrutture, è fatto anche da figure professionali che lavorano in un universo, in una dimensione che è sempre più importante, sempre più in fermento. Peraltro qui in Veneto, Cortina e Milano 2026 non è poi così lontana, e quindi la domanda che vorrei farle è, visto che parliamo appunto a dei giovani, quali sono le vie, quali sono i percorsi, quali consigli possiamo dare a chi si sta orientando magari verso professioni del mondo dello sport? Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità civili, militari, grazie al Presidente che ci ospita con questa fiera che offre sempre tante opportunità, stimoli e suggestioni concrete. Grazie a Elena Donazzan, perché se sono qua è merito suo, che mi ha alcuni mesi fa ha colmato una delle mie tante lacune, perché non conoscevo direttamente Job Orienta e mi ha convinto subito, anche perché sa essere convincente, ad essere presente non tanto e non soltanto con la mia persona, quanto con tutta l'attività programmatica che svolgiamo attraverso il Dipartimento per lo Sport, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l'Istituto per il Credito Sportivo, Sport e Salute, insomma l'ecosistema che mi è stato in qualche modo affidato dal Presidente Meloni, che cerchiamo di rappresentare in modo unitario, proprio perché secondo me è un buon esempio che dobbiamo dare, come ci auguriamo di dare sempre quando andiamo in giro per l'Italia con altri colleghi di governo, a dimostrare che per convinzione lavoriamo sull'interdisciplinarietà, che è uno strumento credo formidabile anche di testimonianza del fatto che pur nel rispetto dei ruoli le soluzioni ai grandi temi si trovano quando ci si mette insieme, e proprio nel rispetto dei ruoli però si trovano le giuste relazioni di contenuto che passano attraverso le relazioni umane. Mi sia consentito anche fare una brevissima considerazione sull'apertura di questa sessione, perché noi portiamo questo diciamo, simbolo che non è certamente il simbolo di un momento, ma deve essere un'impostazione culturale, educativa di ogni giorno, di tutti noi. Io credo che più che iniziare con un minuto di silenzio, noi abbiamo iniziato con un minuto di raccoglimento, perché il silenzio non è esattamente il concetto che dobbiamo esprimere di fronte a certi temi che purtroppo non sono eccezionali ma sono quotidiani. A quel minuto di raccoglimento nostro, idealmente di tutti, corrisponda una capacità sistematica di parlare, di denunciare, di essere presenti ognuno di noi nel proprio ruolo per testimoniare una volontà di educazione, di formazione al rispetto della persona, rispetto della vita. E questo non può essere riportato semplicemente a una logica di attenzione nel momento del bisogno, perché il momento del bisogno non rappresenta i rischi che corriamo ogni giorno, e peraltro non testimoniano questi momenti, se non ben compresi, l'impegno di tutti noi, che deve essere appunto sistematico. Ricordo un numero, perché l'impegno che ho preso con Eugenio Roccella, con il Ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, il 15-22, perché sia lo strumento di contatto nel momento delle difficoltà, ma mi auguro che prima del 15-22 si rinnovi la sensibilità rispetto al tema, ripeto, dell'educazione nei confronti della vita
e delle persone, soprattutto quando sono in vita, perché quando non sono più in vita poi abbiamo perso tutti la battaglia, che non è quella di Giulia, o non è soltanto quella di Giulia, ma delle migliaia di Giulia che in questi anni comunque hanno perso la vita, perché qualcuno evidentemente ha ritenuto che dovesse avere il sopravvento l'egoismo personale. Dopodiché, lei ha parlato dello sport, che lo sport è un'agenzia educativa, al di là del fatto che poi si orienti alle opportunità che sono rappresentate da questi 4 giorni, diciamo, è quasi automatico però, no? Non è incidentale. Quello che dobbiamo dire a ragazzi e ragazze che saluto anche il corpo docente, che sicuramente saranno presenti anche loro, professori e professoresse, è coltivare questa ambizione di rimanere nel mondo dello sport attraverso la formazione, indubbiamente, attraverso la qualificazione professionale. L'Università di Verona credo che offra uno spunto interessante insieme alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, cioè la configurazione di un corso di laurea dedicato proprio al management sportivo, che poi si orienta alla gestione di infrastrutture, gestione di eventi e gestione comunque delle opportunità che lo sport offre, che mi auguro partano nel percorso formativo dalla scuola per poi approdare con maggiori consapevolezze all'università, potendo contare anche su un elemento interessante che si sta sviluppando, che è quello dei licei sportivi, ma mi auguro che inizi prima con l'alfabetizzazione motoria, con l'alfabetizzazione proprio dello sport. Io credo molto anche alle infrastrutture immateriali e quindi mi auguro anche all'educazione, alla cultura sportiva che aiutano ad affrontare la vita con dei contenuti valoriali che ha la vita, che per la vita sono necessari, tanto per tornare al discorso di prima, perché dove c'è sport sicuramente lo dicono non soltanto le dichiarazioni di intenti o gli interventi nei convegni ai quali non manchiamo mai, ma lo dicono le ricerche, le analisi, ovvero dove più alto è l'indice di sportività migliore è la qualità della vita. Certo non è un ingrediente unico nel suo genere, ma è certamente indispensabile perché la qualità della vita si manifesti insieme ad altri fattori, a partire dai fattori culturali ad ampio spettro, e mi auguro che sport e cultura e formazione viaggino sempre più insieme. Abbiamo tante opportunità, certamente Milano Cortina rappresenta per noi un emblema per questa regione, ma per tutta l'Italia, perché si manifestano plasticamente, si danno appuntamento gli elementi di eccellenza non soltanto nell'ambito delle prestazioni sportive, ma anche nell'ambito dell'organizzazione dello sport, nell'ambito anche della gestione delle infrastrutture. Io credo che i percorsi formativi, quelli universitari e anche i master, questa regione offre anche questa opportunità con la collaborazione tra Ca' Foscari e Verde Sport, con il master, quello di Treviso, proprio che riguarda il management sportivo. Fare quei percorsi perché avremo sempre più bisogno, nell'auspicio che cercheremo di concretizzare, che lo sport si allarghi nella sua dimensione del coinvolgimento della popolazione, che è ancora troppo sedentaria, e in questa prospettiva di crescita che parte dalla scuola sarà necessaria la qualificazione, quindi scuola, università e formazione post-universitaria. C'è un altro giro di tavolo? Sì, allora sì. Così parlo dopo. Teniamo l'opportunità che abbiamo stamattina. Grazie. Grazie Ministro. Ministro Lollobrigida, abbiamo già toccato da vari punti di vista il tema di quest'anno di Job Orient, appunto il Made in Italy. La domanda che vorrei farle è appunto specifica, un po' verticale anche su quello che è il suo Ministero, perché i mestieri che hanno a che fare con l'agricoltura, col cibo, stanno cambiando, sono sempre più numerosi, più complessi, legati anche alla scienza, al digitale, all'innovazione. Ecco, di che cosa crede che avremo bisogno a livello professionale, a livello di lavori, in un orizzonte magari tra 5 e 10 anni, no? Quando le ragazze e i ragazzi che sono qui entreranno e saranno parte nodale del mondo del lavoro. Quindi come vede l'evoluzione del suo comparto dal punto di vista professionale? Grazie Gianluca. Prima di risponderti voglio salutare anch'io il Sindaco Tommasi, il collega Andrea Bodi e la collega Elena Dorazzan e ovviamente il Presidente Bricolo. La Fiera di Verona sta diventando sempre di più un luogo nel quale si investe sul sistema Italia, rappresentativa del sistema fieristico come modalità
da una parte di presentazione di quello che si riproduce e si scambia, dall'altra quello che è un investimento. Io correggo da questo punto di vista il collega Bricolo, sottolineando il fatto che quando Fiera di Verona investe sul futuro, diciamo, ci guadagna, perché quelle che saranno le persone che presenzeranno, e mi complimento davvero per il successo anche dei numeri, cioè gli studenti di oggi saranno gli imprenditori di domani, le persone che costruiranno la burocrazia dello Stato di domani, che potranno lavorare in 1000 settori, seguiti oggi dai loro docenti, che saluto per la passione che spesso è l'elemento cardine dell'educazione degli studenti all'interno della scuola, potranno poi tornare qui a Verona da espositori e quindi far crescere anche il business dell'azienda. Io credo che in tutte le attività, facendo il Ministro dell'Agricoltura mi resta più facile spiegarlo però con una questione pragmatica, si debba seminare oggi per raccogliere domani, quello che forse si è fatto meno del necessario in questa nostra Italia. Saluto le rappresentanze ovviamente civili e tutti i colleghi, le istituzioni e soprattutto i nostri garanti della libertà conquistata, che sono le nostre forze dell'ordine, che ci garantiscono ogni giorno la possibilità di vivere serenamente. Ora torno alla risposta, credo che questo evento sia fondamentale perché riuscire a non far sbagliare o a mettere in contatto le persone con il percorso giusto che metta insieme la loro passione, le loro passioni, la conoscenza delle possibilità che ci sono e anche quella che è la domanda che perviene dal mondo del lavoro. Noi abbiamo una cultura della formazione, diciamo, un po' complessa qui in Italia, nel senso abbiamo un modello connaturato per esempio a una formazione classica, come ascensore sociale. Questo è stato un elemento che ha condizionato molto la nostra cultura nazionale, con dei riflessi purtroppo non sempre positivi. Io ho fatto il liceo classico, quindi non parlo certamente male della scuola che mi ha formato e ovviamente che a mio avviso ha una dignità particolare e ha una rilevanza particolare nella formazione dell'individuo. Però rispetto all'occupazione non sempre quello è il veicolo migliore per arrivare a dei risultati e soprattutto credo che l'offerta molto ampia all'interno del mondo del lavoro debba corrispondere alla possibilità di fare percorsi differenti all'interno delle scuole che mettano in condizione di arrivare a realizzare i propri sogni, a avere una occupazione con una redditività magari particolarmente rilevante e un riconoscimento di carattere sociale che sia omogeneo tra i diversi percorsi formativi, senza avere divaricazioni tra chi fa scuole tra virgolette di natura tecnica e chi fa scuole di natura umanistica. Quello che in Italia, lo dico, è invece sbilanciato verso un tipo di formazione rispetto ad altre, cosa che non avviene invece in nazioni molto importanti, in Germania o anche in alcune regioni che hanno una vocazione diversa dalla nostra, italiane, tipo l'Alto Adige, nel quale questo progresso, tra virgolette, si è già realizzato e questo comporta un'accelerazione e una diminuzione dell'abbandono scolastico, dello sperpero di alcune intelligenze che magari non sono vocate a un indirizzo ma che spesso vengono condizionate ad andare verso una strada più dal contesto sociale che dalle necessità del mondo del lavoro. In agricoltura, per esempio, questo dato si sente e ne risentiamo in termini di crescita. L'agricoltura viene descritta come sfruttamento, proprio da questo palco quando io dissi che c'era in Italia una richiesta di agricoltori molto elevata, ci fu una polemica, Lollobrigida vuole mandare a zappare i giovani. Non è così, perché se uno oggi gira in un'azienda agricola trova i droni, trova le serre idroponiche, trova i trattori che assomigliano più a un Ferrari che a un trattore di prima generazione. Di zappe ne vedi poche e vedi una cultura e una ricerca particolare che vanno verso la sostenibilità ambientale, ma che attraverso le innovazioni vanno anche verso la sostenibilità di reddito parallela alla sostenibilità ambientale dal nostro punto di vista sempre di più e a quella sostenibilità economica che è data dalla creazione di posti di lavoro che creano ricchezza che poi può essere anche ripartita aiutando ovviamente chi invece a lavorare non può andare.
Qual è l'investimento del percorso sul Made in Italy anche in agricoltura? E vado a chiudere. È quello di capire che cosa è il Made in Italy in maniera profonda. Noi siamo una nazione strana, noi rappresentiamo lo 0,2% del pianeta, minuscoli. All'interno di questo 0,2% del pianeta abbiamo il 70% del patrimonio monumentale protetto dall'UNESCO. Abbiamo il numero massimo in termini di biodiversità di specie animali e vegetali. Abbiamo una cultura millenaria. Perché il Made in Italy anche nel sistema, per esempio, della cucina e delle produzioni agricole eccelle e viene percepito dagli italiani, ma soprattutto all'estero, come elemento di qualità? Perché abbiamo sedimentato una serie di culture. Noi siamo stati il crogiolo di culture totalmente differenti. L'impero romano ha assorbito le culture del mondo che allora era conosciuto. Abbiamo avuto le invasioni barbariche assorbendo le culture del nord, abbiamo avuto gli arabi, abbiamo assorbito le culture medio orientali, abbiamo avuto dalla via della seta le culture dell'est. L'Italia è particolare perché ha messo insieme tutto questo, le dinamiche legate alla conformazione del nostro giovane Stato nella fase precedente hanno visto i comuni avere ognuno un'identità diversa, dominazioni diverse, quindi tutto questo ha creato una nazione unica. Il Made in Italy viene percepito come qualità, ne siamo orgogliosi, ma dal punto di vista del lavoro l'orgoglio non serve a niente, serve la seconda parte, la consapevolezza della forza di questo marchio che dobbiamo saper proteggere per quello che rappresenta in termini di garanzia dell'ambiente, in termini di garanzia per la sicurezza del lavoro, dei diritti e della qualità percepita dal mercato che può far crescere tutte le imprese che investono in questo e allora le persone che avranno l'occasione di impiegarsi nei tanti mondi legati alla produzione, alla trasformazione primaria, alla trasformazione secondaria, alla distribuzione, alla comunicazione, avranno grandi occasioni di lavoro basate sulle innovazioni e basate sempre più sugli investimenti nel sistema scolastico che è fondamentale per riuscire a mettere in condizione di avere persone preparate da offrire oggi anche a un'occupazione che diventa sempre più certa. Chi esce oggi, per esempio, da un istituto agrario ha l'85% di possibilità di essere assunto appena diplomato, con un reddito alto. Se poi decidesse di frequentare l'università, ha il 300% di possibilità di essere assunto, tradotto 3 offerte di lavoro durante il percorso universitario, numeri che si registrano in questo settore e che forse in altri invece hanno un risultato particolarmente diverso. Quindi il mio invito è a valutare tutte le offerte, a seguire le proprie passioni e a far lavorare sia il mondo dell'orientamento anche dei mass media, nel racconto di quelli che possono essere i risultati, iniziando un percorso e mettendo in contatto i giovani, magari poi lo sottolineerò, con le imprese e anche con il dialogo con gli imprenditori di successo, scoprendo qual è il percorso che loro hanno fatto per arrivare dove sono arrivati. Grazie. Grazie Ministro. Ci parlava del tema, insomma, del gap che in certi settori c'è, in certi altri meno, tra formazione e lavoro, e su questo mi ha stimolato per la domanda all'assessore Donazzan che vorrei fosse sugli istituti tecnologici superiori, gli ITS, che sono anche insomma, il tema del news brand che ho l'onore e l'onere di coordinare. ITS che sono stati riformati nell'estate scorsa, hanno anche insomma, cambiato nome in ITS Academy e per i quali il Veneto è sempre stata una delle regioni che ci ha puntato forte, diciamo. E allora la domanda è: a questo punto, in questo momento, che cosa ancora serve al sistema degli ITS e quali sono gli elementi in cui la Regione può intervenire per favorire questo sistema così strategico, tutto sommato, no? Decisamente strategico anche rispetto alle richieste del mercato del lavoro in generale, delle imprese più evolute, delle aree strategiche a cui si fa riferimento. E prima ricordavamo con l'amica Valentina Prea, che è stata anche assessore di una regione importante come la Lombardia, che questo percorso è stato molto convintamente sostenuto dalle plurali regioni. Quindi la domanda che fa a me sento di doverla declinare al plurale per le identità, non per una semplice questione come se fossimo una rivendicazione di tipo istituzionale. C'è un sistema Italia, c'è un sistema formativo nazionale, ci sono titoli che devono essere spendibili oggi oltre i confini della nazione. Certamente
il linguaggio è quello europeo delle qualifiche e gli ITS si sono introdotti esattamente lì. L'alta formazione tecnologica, che io per spiegarla, perché il ministro Lollobrigida nella sua chiusura dice dobbiamo lavorare tutti, compreso chi fa comunicazione, ecco perché abbiamo detto a lei venga qui giovane giornalista a farci da moderatore, perché questa comunicazione che deve passare attraverso la spiegazione delle opportunità, no, non vendiamo pentole, noi diamo la possibilità di dire abbiamo fatto una scelta strategica, in Italia c'è bisogno di alta formazione tecnologica specialistica, questo ci chiede oggi il mondo del lavoro, questo dobbiamo dare. E da lì le regioni quindi hanno giustamente, convintamente investito in questo, la mia l'ha fatto certamente, perché poi qui il lavoro ordinato è stato quello di dire se c'è bisogno di istruzione professionale e tecnica dobbiamo dare valore, se c'è bisogno di formazione professionale dobbiamo dare valore, dobbiamo spiegare che l'unica scelta non è quella del liceo, tanto che il Veneto è l'unica regione che ha più iscritti all'istruzione professionale e tecnica che nei licei. È un bene o un male? È che comunque si risponde a quell'idea di inserimento nel mercato del lavoro e di sintonia. Gli ITS in tutto questo hanno 3 questioni rilevanti che mi sembra di dover sottolineare qui, anche per le aree strategiche che sono qui rappresentate nella parte dell'agroalimentare e dello sport. Ogni settore di area strategica del Made in Italy ha un suo ITS di riferimento e anzi la forza è questa, che sono estremamente flessibili, quindi ogni biennio è curvato, è personalizzato rispetto al bisogno e alla domanda, hanno almeno il 50% di docenti che provengono, sono molti di più, che provengono dal mercato del lavoro, sono esperti di quel settore, sono figure di riferimento, sono imprenditori, sono manager dei settori di riferimento e la metà delle ore viene fatta in parte operativa. Questo tipo di strumento, che è altamente efficace, è quello che oggi si incardina negli ITS Academy. Troverete nella fiera largo spazio a queste offerte formative, proprio perché hanno dimostrato la loro efficacia. Qual è lo scoglio ora? Quella di continuare a spiegare l'opportunità a famiglie e a docenti, perché di orientamento, e se di orientamento parliamo, e mi viene facile perché il ministro Abodi prima parlava del liceo sportivo, lei qui ministro laggiù mi pare siano i ragazzi del liceo sportivo, corretto? Corretto. Il liceo sportivo quando nasce aveva avuto un minimo di paura, titubanza, servirà, non servirà, ma farà. E invece si doveva capire fin da subito che quello era una grande opportunità di tipo educativo e professionale. E finito quello, il ministro ha spiegato percorso universitario, ma anche ITS. Noi ne abbiamo fatto uno in occasione di Milano Cortina, che ha la sua sede a Belluno, che sarà proprio dedicato alle professioni utili non all'organizzazione del sport, all'organizzazione dell'evento sportivo, dei messaggi collaterali che devono dare, alle riflessioni che si fa con le aziende dello sport system. Gli ITS infine hanno la forza di chiamare a sé il mondo produttivo, economico più rilevante e le imprese che si mettono in gioco. In Veneto abbiamo fatto una scelta infine, è quella di dire che ad ogni fondazione, senza avere più fondazioni, ma ogni fondazione per area strategica dovesse avere a capo o un manager o un imprenditore. Perché il linguaggio tra pari è fondamentale, sia quando parliamo ai giovani, un giovane parla meglio a un altro giovane, ma quando dobbiamo attrarre le migliori imprese a ragionare sul mondo formativo, è il caso che proprio tra imprese si ragioni di questo e che si sentano la responsabilità come comunità educante di venire a dare il loro contributo. Questo a mio parere è il grande successo del sistema veneto degli ITS, ma sempre di più lo sta diventando anche del sistema italiano degli ITS. Grazie Assessore. Ministro Abodi, vorrei farle una doppia domanda. La prima è legata al fatto che lei è qui oggi a Verona non solo per Job Orienta, ma anche per una inaugurazione di un hub dedicato a giovani, competenze e lavoro per gli under 35, che se non sbaglio è anche il secondo in assoluto in Italia dopo quello di Nuoro. E l'altra cosa che vorrei chiederle invece su un'altra opportunità che riguarda i giovani, che è quella del servizio civile universale, che è uno strumento che sta a sua volta evolvendo, no? Sì, devo dire che
stanno bene insieme Job e Orienta, il progetto Rete con l'Hub di Verona, ma anche il Servizio Civile Universale nelle sue declinazioni anche in ambito digitale, ambientale e oggi, posso dirlo, Ministro Lollobrigida, no, anticipiamo, firmiamo anche un protocollo per il Servizio Civile Agricolo, perché quello che dobbiamo cercare di fare è indubbiamente creare collegamenti, connessioni, sinergie, sintonie per offrire le opportunità. E questo non è soltanto un salone degli orientamenti, secondo me è un salone che fa emergere proprio le opportunità, che è un tema non secondario. Nel rapporto con i giovani in generale, io credo che noi dobbiamo porci l'obiettivo intanto di accorciare le distanze e non possiamo chiedere a loro di avvicinarsi, siamo noi che dobbiamo avvicinarci, che dobbiamo comprendere, che dobbiamo sintonizzarci con linguaggi, formati, canali anche di distribuzione dei contenuti e questo indubbiamente è lo spirito di Job Orienta ed è lo spirito di Rete che, come hai detto giustamente tu, è un'opportunità che noi stiamo declinando insieme a Invitalia in 7 città della nostra nazione, ma con la prospettiva di allargarlo a tutte le regioni italiane. Lo abbiamo fatto a Nuoro con l'apertura di un paio di mesi fa, oggi a Verona. Quello di Verona in particolare è dedicato alla cultura e alle imprese creative, ma lo spettro delle opportunità formative va dall'agri-food alla scienza della vita, alla cura dei servizi alla persona, al turismo, alla meccatronica, quindi insomma spazia nelle opportunità, tanto più tenendo conto della distanza che dobbiamo ridurre anche tra domanda e offerta, che credo che sia un elemento qualificante del nostro lavoro, perché c'è questa distanza ed è anche paradossale. Da questo punto di vista a che cosa serve Rete, che poi è l'espressione quotidiana di Job e Orienta in qualche misura ed è importante? Serve non soltanto a costruire i ponti, che è un tema che molto spesso viene richiamato quando c'è una distanza, ma a conoscere le sponde, che è un tema altrettanto importante perché dobbiamo allinearle in qualche maniera, sintonizzarle e Rete fa esattamente questo, cioè in un periodo che offre la possibilità di formazione rispetto alla domanda delle imprese del territorio, che consente di dare una qualificazione, che consente anche di fare delle esperienze formative con le opportunità che offriamo, sono 1000 e più opportunità che offriamo in Italia e all'estero grazie alla collaborazione pubblico-privato. Verrebbe voglia quasi di dire che se oggi noi inauguriamo Rete per quanto riguarda l'Hub di Verona, vista la maturità ormai consolidata di Job e Orienta, mi piacerebbe che insieme all'Ente Fiera e tutti i promotori di Job e Orienta si cominci a ragionare a livello nazionale. Ho chiesto il permesso al Presidente, ma insomma lo chiedo anche agli organizzatori, perché Job e Orienta offre questa opportunità che territorialmente è fatalmente limitata, nel senso una parte importante, molto produttiva, creativa, intraprendente, coraggiosa della nostra nazione, ma noi dobbiamo andare anche, forse soprattutto, laddove questi elementi sono meno espressi in maniera compiuta. Quindi propongo che questa formula cominci dal sud attraverso il collegamento dell'Ente Fiera con altri colleghi delle altre parti della nazione, perché è arrivato il momento di rendere sistematico questo lavoro di offerta delle opportunità, di orientamento. E lo dico ai ragazzi, noi non abbiamo, credo, necessità e voglia di orientarvi, perché quello lo farete voi. Noi abbiamo necessità di offrirvi l'opportunità di conoscere, scusate il gioco di parole, le opportunità che ci sono, che sono a disposizione, e sono tante, perché effettivamente ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro disponibili che aspettano soltanto una corrispondenza di obiettivi, di aspirazioni, di sentimenti, ma anche di formazione e di qualificazione delle persone. Poi sarete voi a scegliere il percorso di vita. Ma proprio per essere artefici della propria vita io credo che noi dobbiamo svolgere nella quotidianità quello che qui si manifesta plasticamente anche con successo di pubblico e successo di contenuti in 4 giorni. Ecco, questa collaborazione può produrre questo effetto e credo che occasioni come queste di presentazione si debbano dare degli obiettivi. Se l'obiettivo è quello di moltiplicare Job Orienta
in giro per l'Italia partendo dal sud, facendo tesoro di questa vostra esperienza e della vostra capacità organizzativa, avremo dato un contributo alla crescita complessiva e anche ad evitare che non si ragioni soltanto sulla media, ma si ragioni anche sull'accorciamento delle distanze tra chi si riesce già a esprimere in modo produttivo e positivo e chi rimane per qualche ragione indietro, che è un po' il compito anche del nostro governo, e cioè di lavorare sulla nazione, facendo leva sulle eccellenze e cercando di far recuperare a chi per qualche ragione non è riuscito ad essere così brillante e intraprendente come siete stati voi in questa circostanza. La seconda domanda, perché poi uno si perde. Servizio civile. Il servizio civile fa parte di questo portafoglio delle opportunità. Ed è anche, però lo voglio dire, un modo differente di interpretare il ruolo di ministro con la delega anche alla gioventù, e questo con l'ispirazione di ciò che ha fatto il Presidente Meloni quando è stato Ministro per la Gioventù ed è stato il primo a interpretare questo ruolo in modo propositivo, ben oltre gli schemi classici, convenzionali, perché il Ministro per la Gioventù si deve occupare di servizio civile universale, di Erasmus Plus, sport e giovani, di corpi civili di pace, di progetti come rete, ma ancora una volta, grazie anche al lavoro dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, del Consiglio Nazionale dei Giovani, deve essere multidisciplinare, deve interagire con tutti i colleghi di governo, perché ci sono elementi che riguardano la gioventù in senso generale in ogni attività ministeriale e non possiamo lavorare in modo disarticolato. Lo spirito del governo va esattamente in questa direzione e un po' anche il senso dell'evoluzione del servizio civile, che ha 50 anni di vita, è nato, come sapete, sul presupposto insomma, quasi ideale, se non ideologico, dell'obiezione di coscienza. Rimane quello spirito, ma lo abbiamo reso contemporaneo anche rispetto alle prospettive di lavoro. E quindi quest'anno stiamo dando opportunità a circa 80.000 giovani, ma stiamo facendo qualcosa di più, stiamo orientando e declinando il servizio di civile, come ho detto, anche alla dimensione digitale, quella ambientale, quella agricola, lo faremo per il turistico, lo sportivo, cioè ogni opportunità tematica consentirà di arrivare, come ho detto prima, con il linguaggio giusto, i canali giusti, i formati giusti, a raccogliere il consenso di ragazzi e ragazzi che possono avere questa grande opportunità di vivere un anno anche con un piccolo riconoscimento economico di 510 euro che abbiamo aumentato del 15%. Non è certamente questo elemento a determinare l'interesse per un'opportunità che parte anche dalla generosità sociale dei giovani e dalla predisposizione a mettersi a disposizione degli altri, è certamente un allenamento anche delle coscienze e dell'animo delle persone che serve nei momenti che ricordiamo soltanto quando la cronaca prende il sopravvento. Io mi auguro sempre di poter raccontare la cronaca buona che non sempre trova spazio nella comunicazione, quella appunto delle opportunità positive, quella che predispone ad evitare che la cronaca nera abbia invece lo spazio che purtroppo prende. I nostri telegiornali sono pieni di morte. Noi dobbiamo cercare di ripristinare la centralità della vita in tutte le sue forme. Il servizio civile è certamente anche questo. Dov'è che siamo riusciti ad arricchire ulteriormente di contenuti questa opportunità? Grazie alla collaborazione sempre con un collega di governo, Paolo Zangrillo, e anche la collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali, la Ministra Calderone. Il 15% di riserva nei concorsi pubblici a chi ha fatto il servizio civile. Perché? Perché sono convinto che questa adesione a questa opportunità dimostri ciò che magari un curriculum non riesce a far esprimere, un colloquio non sempre riesce a far esprimere, e cioè quella predisposizione alla responsabilità sociale, alla sensibilità e alla predisposizione all'altro, anche al rispetto del contesto, dell'ambiente. Io credo che la pubblica amministrazione ne abbia bisogno come caratteristica delle singole persone, ma stiamo andando anche oltre. Sto parlando con il Ministero dell'Economia perché questa opportunità possa essere valutata da tutte le aziende private quotate a partecipazione pubblica. Ne ho parlato con il Presidente di Confindustria Giovani perché a partire dalle imprese giovanili, così come col Diretti Giovani, insomma tutte le categorie dove c'è imprenditorialità giovanile possa considerare questa qualificazione un elemento
di preferenzialità in qualche maniera che si debba associare alle competenze acquisite e in qualche maniera riconosciute e certificate, perché vogliamo arricchire appunto di contenuti. Questo servizio civile consente di assegnare crediti formativi universitari e può essere un elemento, diciamo, anche da tenere in considerazione nella definizione della prospettiva della pensione. Insomma, è la testimonianza che vogliamo dare un contributo reale, concreto, quotidiano all'obiettivo, il miglioramento della qualità della nazione, delle persone, delle comunità e, se mi è consentito, delle giovani generazioni. Grazie. Grazie Ministro per questa carrellata di opportunità che ci ha raccontato e che meritano sempre di essere in qualche modo diffuse come consapevolezza, perché l'informazione che citava è sicuramente un tema nodale. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi vorrei tornare dal Ministro Lollobrigida anche per una chiusura di questa chiacchierata, partendo da un binomio di cui spesso si parla, che è quello della tradizione e innovazione. Lei prima citava il tema della percezione del Made in Italy, che è un brand così forte e riconosciuto in tutto il mondo. Ovviamente è importante lavorare per mantenere un posizionamento buono, per mantenersi alla frontiera anche relativamente a quell'innovazione di cui parlava prima. Come lo possiamo fare e che cosa possiamo o dobbiamo trasmettere ai giovani in questo senso? Quello che si sta realizzando oggi è un quadro di consapevolezza, per esempio nel mondo dell'agricoltura, di maggiore attenzione, un'attenzione che è indotta da un cambio tra certezza e consapevolezza anche nel sistema europeo. Noi per tanto tempo abbiamo immaginato di poter essere certi di tante cose, eravamo certi che la libertà si perdesse solo commettendo dei crimini, eravamo certi di poterci garantire il sistema alimentare con filiere lunghe o il sistema energetico da nazioni distanti dalle nostre, e quando dico distanti non parlo di termini chilometrici e basta, ma anche da valori democratici. Per quanto riguarda la pandemia ci ha spiegato e ci ha portato ad essere consapevoli che la libertà si può perdere anche in nome della salute generale, e la guerra russo-ucraina ci ha fatto comprendere quanto sia importante rimanere in grado anche in momenti contingenti di approvvigionarci e di avere produzioni in grado di darti energia, di darti le possibilità di produrre e anche di alimentarti. Questo concetto, che fino adesso era sostituito dall'idea se pago meno compro altrove, è sostituito dalla consapevolezza che c'è un momento nel quale quello che abita altrove, se è un uomo solo e magari è un autocrate come Putin, può spingere un interruttore e cancellare il tuo intero sistema. Questo ha indotto tutti a una riflessione e a una ricerca maggiore di quelli che devono essere i nuovi mezzi di produzione, che devono mettere insieme i tre pilastri: la sostenibilità ambientale, che viene però richiamata sempre, spesso a danno della sostenibilità produttiva, perché l'idea era non produciamo così salvaguardiamo l'ambiente, ma poi se il consumo resta invariato, tu smetti di produrre ma compri da chi non rispetta l'ambiente. Siccome l'acqua e l'aria non hanno particolari confini, diciamo, non hai un saldo zero in termini di impatto ambientale, e invece è un saldo estremamente negativo per quello che è il dato imprenditoriale. Oggi c'è un lavoro esattamente inverso. In Europa si discute insieme di quella che è la sovranità alimentare europea, rilevata in questo senso, cioè poter produrre, poter riuscire a mantenere il nostro modello alimentare, che possiamo e dobbiamo difendere perché rappresenta qualità non perché lo dico io o perché, tanto perché lo dicono i mercati. La qualità percepita del sistema Italia induce ad avere un export eccezionale, la ristorazione italiana è la più diffusa, ma anche per gli elementi legati al benessere. Noi oggi garantiamo qualità alimentare che testimoniamo anche come nazione, siamo una delle nazioni più longeve dopo il Giappone, la prima dopo il Giappone, la prima in Europa. Molto è legato al nostro modello alimentare. Allora, spiegare
anche all'interno del nostro sistema che la qualità è il nostro elemento portante, ci induce e indurrà, io spero, le future generazioni a difendere questo elemento come prioritario nelle scelte che si fanno rispetto alle produzioni, perché i due modi, tra virgolette, per fare impresa in senso positivo è investire sul valore aggiunto della qualità o sulla quantità. L'Italia sulla quantità è perdente. Noi siamo in qualsiasi settore una nazione che non ha grandi dimensioni territoriali, non ha grandi industrie pesanti, qualcuno l'aveva e l'abbiamo dismessa, ma insomma non ha grandi industrie pesanti, quindi abbiamo sull'elemento della qualità il nostro valore aggiunto. Nel mercato quasi tutti i prodotti che portano il marchio Italia, anche a parità di prodotto, valgono il 30% in più. Questo è il dato di percezione del nostro sistema e allora le future generazioni e le presenti generazioni con questa consapevolezza devono continuare a investire su questo modello, garantendo la sicurezza del lavoro, rendendola sempre più evidente, garantendo la sicurezza e il prodotto e difendendo anche dall'Italian Sounding quello che è il nostro modello, cioè spiegare, comunicare la differenza che c'è tra quello che viene prodotto in Italia e quello invece che si richiama all'Italia ma non ha nulla del nostro sistema manufatturiero, della nostra ricerca millenaria, della nostra cultura. E non lo dico in termini sciovinistici, non è una difesa dell'Italia perché siamo italiani, è un fattore che ci viene riconosciuto e che ci viene richiesto, per il quale dobbiamo continuare a lavorare ancor di più investendo sulla formazione, cioè richiamando in tutti i settori questo elemento come l'elemento identificante del sistema produttivo. Mi pare che gli imprenditori lo facciano naturalmente, il sistema nel suo complesso deve agire a difesa e a promozione di questo valore economico ma anche culturale. Quindi credo che questo messaggio, tra virgolette, sia un messaggio ovvio, banale, ma che dà per chi opera nel sistema Italia e chi opererà nel sistema imprenditoriale italiano in futuro una indicazione che corrisponde anche a un dato economico potenziale del quale potranno approfittare. Grazie Ministro. Allora, con questo suo messaggio siamo arrivati alla conclusione di questa chiacchierata che inaugura Giove Orienta, che prosegue per i prossimi 4 giorni. A me non resta che ringraziare tutte voi e tutti voi per la presenza qui questa mattina e ovviamente le nostre relatori e i nostri relatori e relatrici, quindi Federico Bricolo, Presidente di Verona Fiera, Elena Donazzana, Assessore regionale all'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità di Regione Veneto, Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, e i 2 ministri, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, e Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Grazie davvero per essere stati qui con noi. Buona giornata e buon proseguimento a tutti. Chiedo ai relatori di rimanere qui un momento per la foto conclusiva di rito. Grazie.